Siamo ben oltre l'emergenza. Il combinato disposto di questa situazione avviene in che situazione? In una totale carenza e assenza di caregiver. Il secondo aspetto, siamo in totale assenza di risorse umane, quindi di personale, per dare assistenza sia nelle residenze che a livello domiciliare. Questi saranno anziani che hanno un potere d'acquisto sicuramente inferiore rispetto ad oggi. Il quadro che disegna il presidente dell'Unione regionale Istituti per Anziani, Volpe, è quello che lui definisce lo scenario di uno tsunami economico-sociale, di una tempesta perfetta. Oggi in Veneto gli ultraottantenni sono più di 382.000, nel 2050 supereranno le 670.000 unità, di questi il 65% saranno anziani soli. Dovete immaginare che nel 2050 tutte le città di Verona, di Vicenza, Padova, Rovigo e Bassano del Grappa siano tutte abitate da anziani ultraottantenni. Numeri dietro ai quali ci sono anziani che avranno bisogno di strutture che diano loro la giusta assistenza. 10.000 quelli oggi in lista d'attesa per un posto letto. Servono ulteriori spazi, ma anche se questi ci fossero mancherebbe il personale. In Veneto attualmente servono 3.000 operatori sociosanitari in più. Non stiamo educando i ragazzi giovani a pensare che questo è comunque un lavoro importante, dignitoso e che sarà economicamente pagato. E oggi la soluzione, una parziale soluzione, è quella del mercato, dei mercati fuori dai confini italiani. Come riusciremo a reggere noi RSA se non abbiamo personale? E poi questo, cioè, rischieremo di dover chiudere reparti. La risposta all'interrogativo passa attraverso diverse soluzioni, da politiche per un invecchiamento attivo alla gestione dei flussi migratori per portare dall'estero personale da impiegare nelle strutture, e ancora la necessità di un sostegno economico per le RSA. Più in generale serve una maggiore attenzione per tutto il mondo degli anziani. Secondo paese più vecchio al mondo, nel PNRR non ci sia un centesimo per le strutture per anziani. Il problema è mettere nel primo, secondo, non lo so, dentro in questa benedetta agenda politica della regione e non meno dello Stato, mettere il tema anziani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo. Noi non abbiamo un ministero per gli anziani.